Batman napoletano, napoletano. Batman napoletano. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video rispetto al mercato Batman napoletano. Come state oggi? Spero tutto bene. Allora, in questo video andiamo a fare la storia del Manchester United. Allora, dopo aver fatto la storia del Manchester City, vi andrò a descrivere la storia del Manchester United da quando è nato ad oggi. Allora, partiamo subito che Manchester United è stato fondato nel 1878, se non mi sbaglio, 2 anni prima della fondazione del Manchester City, con un nome un po' diverso da quello che conosciamo oggi, perché si chiamava Newton spero che si pronunci così, Heath Football Club, che praticamente questo nome, questa società nasce grazie ai dipendenti di una ferrovia che si trova a Lancashire, penso si pronunci così. Vabbè. Però poi nel 1902, per via di una crisi finanziaria, la squadra, diciamo, fu tra virgolette salvata da alcuni noti imprenditori del tempo, che la rinominarono Manchester United Football Club, più comunemente noto Manchester United. Allora, nel 1908, circa 6 anni dopo la tragedia, quasi la bancarotta del club, sotto la guida dell'allenatore Ernest Mangal, lo United vinse il suo primo titolo nazionale, stesso in quell'anno 1908 si trasferì all'Old Trafford. Più o meno anni dopo, intorno al 1950, arrivò un nuovo, tra virgolette, momento drammatico, non legato ovviamente a crisi finanziarie, ma diciamo a livello di gioco e titoli. Poi sotto la gestione di Sir Matt Busby, spero si pronunci così, nacque la leggendaria formazione Busby Baves, lo dico normale, perché non lo so di intorno al 1958, 6 febbraio 1958, sempre quel giorno, oltre alla formazione dello United essere chiamato in quel modo, stesso in quel giorno l'aereo che riportava a casa la squadra dello United, praticamente dopo aver vinto la Coppa dei Campioni si schiantarono in una pista abbastanza innevata a Monaco di Baviera, in Germania, tra cui 8 persone, cioè 8 giocatori persero la vita, in totale 23 persone, tra medici e tutto, tra preparatori atletici, e 8 giocatori persero la vita. Nonostante questo, l'allenatore ricostruì la squadra intorno, diciamo, ai sopravvissuti, tra virgolette, dai sopravvissuti di questo incidente, e portarono
a vincere un'altra storica Coppa dei Campioni nel 1968. Poi i titoli dello United sono 20 campionati inglesi, a livello internazionale ha conquistato circa 3 coppie dei campioni, quindi la UEFA Champions League, un'Europa League, e ha vinto anche la Coppa del Mondo per club FIFA. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao e giù.